Io non ho mai disobbedito alla norma e non ho intenzione di cominciare a disobbedire alla norma. Credo però che la politica da questo punto di vista una riflessione debba farla. Nessuna disobbedienza, come invocato dal presidente dell'Anci Nazionale Antonio De Caro, ma il sindaco Mario Conte conferma la linea sul tema ormai balcanizzato delle trascrizioni anagrafiche dei figli delle coppie omogenitoriali. Io credo che sia doveroso anche in questo caso mettersi a discutere se sia legale o non legale la maternità surrogata, ma nel momento in cui in alcuni ordinamenti dell'Unione Europea questa pratica è legale e il bambino, quindi un cuore e un'anima, si presentano davanti agli sportelli dell'anagrafe, io credo che il cuore dei sindaci debba rispondere che prima di tutto viene la tutela dei bambini. Posizione chiara e che ha spiazzato anche alcuni leghisti che tirano in ballo il recente ok del governatore Zaia e della sua giunta alla realizzazione di un centro regionale per il cambio di sesso a Padova. Io rispetto le dichiarazioni di Conte piuttosto che del presidente Zaia che di qualsiasi altro esponente politico su questi temi, però sono temi loro personali che pretendo che non diventino temi che riguardano il partito. E casomai, se mai dovessero diventarlo, penso che queste siano tematiche che debbano essere affrontate all'interno di un congresso. In città a tenere la barra dell'esecutivo Meloni è stato il presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone, nei giorni scorsi finito nella bufera per aver accostato in un'intervista televisiva maternità surrogata a pedofilia. L'ANCI dovrebbe fare l'ANCI e non invitare a disobbedire rispetto a una legge nazionale. Detto questo, non c'è nessuna discriminazione, i bambini sono al sicuro, anche quelli delle coppie omogenitoriali. Quanto alla linea di Mario Conte, Mollicone è tranchant. È una dinamica amministrativa, poi ci sono le leggi nazionali. Da Venezia interviene anche il ministro alla giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, rivestendo i panni del giurista. È un tale procedere veloce della tecnologia che vede la legge sempre in ritardo, quindi giusto fare delle leggi, doveroso ottemperarle, ma elaborarle con criteri razionali e senza lasciarsi trascinare dall'emotività. Emozioni o no, per il Partito Democratico si attaccano i diritti per nascondere la polvere sotto il tappeto. Il governo Meloni, in difficoltà su tanti altri fronti, sta provando ad aprire questo fronte ideologico identitario per provare a distrarre le attenzioni su questo, ma è evidente che ci stiamo allineando a paesi come Ungheria e Polonia sul tema dei diritti civili e la situazione è preoccupante. Di certo il dibattito ben si presta alla campagna elettorale di primavera, tenta una via propria il terzo polo. Vogliamo rendere più rapide e più semplici e più facili le adozioni, l'adozione in casi speciali? Io per esempio sono favorevole, sono d'accordo, ma naturalmente non mi si chieda di violare la legge perché su quello non sono d'accordo. Quindi la trascrizione automatica in realtà è una trascrizione in violazione della legge.